Lo sai che nel mese di aprile cominciano le gite scolastiche? Sì. E io lì che vorrei tornare ragazzino, vorrei tornare anche a scuola. Me piacerebbe molto, sai. Senti, che ricordi hai delle gite scolastiche, Gianfranco? Un po' dannifici. Dove come sei stato? Qual è la dire. gita che ricordi più volentieri? Ma io non ne ho fatte molte gite scolastiche, però una di quelle che ho fatte, per esempio, mi ricordo sono andato una volta a Napoli. Ed è stato un disastro. Parliamo di gite scolastiche. Vi ricordate la vostra più bella? Avete aneddoti da raccontare? Volete ricordarvi l'itinerario? Vi ricordate qual è la più bella che avete fatto? Il posto più bello che avete visto? È successo qualcosa? Vi siete fidanzati? Avete perso la verginità? Beh, capita, no? Capita anche quello, sì. Alla gita scolastica dipende di che anno. Certo, se la perdi alla quarta elementare non c'è va qualche bene. problema, sia sì. che tu sia maschio, sia che tu sia femmina. Però voglio dire, può succedere che già in seconda, terza, insomma, superiore, magari terza media no, ma superiore sì. Apri qua che c'ho la musica per la pubblicità nuova. Vado? Vai, schiccia. È nuovissima questa, è nuova. Ancora non me ne dà, capito? Questo è il regista che ho. Vabbè, vi voglio parlare subito dell'autolavaggio Royal che si trova a Catania in via Passo Gravina 279-281, dove la vostra automobile viene trattata, ma sai come? Come una fidanzata. Come la vostra donna, come se ci fosse la cangia vostra musica. donna. Aspetta. Ah, che bellezza. Accomodati, cara. E ti dispiace se ti apro il cofano? Sai, oggi ho deciso di lavarti il motore. Wow! Ma sei fantastica. Non dimostri affatto i tuoi chilometri. Vuoi che ti faccia un graffitaggio, tesoro? Vuoi che ti spurghi la marmitta? Cara, vuoi una ceratura? Vieni, via Passo Gravina 279-281. Autolavaggio Royal. E anche la tua auto dirà alla katana. Assunta dice: ricordo benissimo la gita dell'ultimo anno. Amalfi, l'ultimo anno si intende quello del diploma, immagino, no? Amalfi, Capri, Reggia di Caserta, Pompei. Non è successo nulla di compromettente, eravamo solo ragazze, però abbiamo fatto impazzire il professore. Roberto dice: buongiorno, io non ho una gita in particolare, ma diversi momenti vissuti in gite diverse con i miei amici, per fortuna sempre con gli stessi amici, che questa è la cosa più importante. Ovviamente negli ultimi posti del pullman. Comunque non racconto niente perché c'è mia mamma e mia sorella in ascolto, dice, quindi vabbè, non so chi sia, ma è un uomo con la macchina fotografica. Come ti chiami? Giuseppe Pimienta. Ma te sta spacchiando come un bazzo, dimmi la verità. Dai, come ti chiami? Dai, come ti chiami? Pippo Como. Giuseppe Picchi, Giuseppe. Allora, il nome d'arte è uscito dal... Ah, è il nome d'arte questo? Certo. Okay, ma tu perché tu sei fotografo? Sì. Ah, non è che cammini con la macchina fotografica No, così. per passare tempo, no, completamente. No, tu sei un fotografo. Il mio vero nome è Peppe Pistorio. Peppe Pistorio, però è diventato... Giuseppe Pimienta, perché praticamente Giuseppe da Giuseppe e Pimienta praticamente Pippo Pipi Spezzi. Hai capito? Il pimiento giustamente è il peperoncino, il pepato. Bravo, capito? Pippo Pipi Spezzi. Pippo Pipi Spezzi come nome d'arte, secondo me non si poteva utilizzare. No, come fotografo non me ne va buono. Dice, chi te l'ha fatto il matrimonio? Pippo Pipi Spezzi. Bravo. Capito? Non poteva essere, no. Già, quella cosa dello spagnolo. Hai capito? Cioè, chi te l'ha fatto il matrimonio? Come non lo conosci? Giuseppe Pimiento. 14-19 aprile 2007, Parigi. Aver rubato la vodka dal frigo bar dell'hotel, averla poi riempita con l'acqua del rubinetto per non pagare, prendere la metro, 10 persone con un solo biglietto. Vieni qua, che qua siete diventate famosi tutti e due. Quello, io ero in mezzo, li ho conosciuti davvero. Hai capito la Rosetta, la Giordanella? Ma c'è un po' di competizione tra voi due, dai, ditelo che c'è. No, nessuna competizione. Perché lui è più bravo, non per... È lui più bravo. Lui però ha più esperienza, è più grande, capito? No. Solo con i coltelli, facciamo una foto con i coltelli, abbracciamoci. Guarda, siccome c'è caldo qua dentro, Sì? siccome c'è caldo, Cosa quindi mettiamo? c'è caldo, quindi sudo io, sudi tu, sudi noi. Che dici? La bomboniera dice: io avendo un papà geloso, pur essendo moderno per certi versi, non ho avuto la possibilità di fare gite lunghe, al massimo la gita di un giorno, e ne ricordo una fatta a Fontane Bianche, Siracusa, cioè che c'era Mapperi, giusto? Al primo anno dei superiori. Con me c'era anche il mio primo fidanzatino e ovviamente mio papà non lo sapeva, altrimenti manco chissà mi faceva fare, capito? Fantastica.
Messaggio promozionale. Beh, caro Gianfri, devo dirti la verità, prima non mi credeva nessuno quando dicevo che ho smesso quasi di fumare. Chi mi vive intorno si rende conto che è vero. La prima è stata mia madre, che si è accorta che non ho fumato per ore intere stando a casa sua, e si è resa conto che effettivamente è così. Tutto questo grazie a Puff, che è una sigaretta elettronica, o comunque l'alternativa alla comune sigaretta, la migliore che ci sia in giro, quella che funziona davvero, e io ve lo dico da grande fumatore. Roberto Giovanni Parisi, ciao ragazzi, vi volevo dire che in televisione si blocca. Un saluto, ciao. Aspetta. Bloccati, Toriettara, così lui è convinto che si blocca. Superiori, quinto anno, gita in Toscana, indimenticabile. Come indimenticabile la caduta della mia prof nel pullman, che ad una frenata dai primi posti arrivò all'ultimo, immaginate. Invece nel frattempo è venuto a trovarci un amico che abbiamo annunciato poc'anzi. Lui canta, e canta anche molto molto bene. Si chiama Enea. Buongiorno, come sei? Buongiorno Giuseppe, buongiorno. Com'era Destinazione Sanremo, era? Preistoria ormai. Come no, preistoria, sì, ma era sempre una bella esperienza. 2001 con Baudo e Cecchetto. Si chiama Capita che, la canzone di Enea. Beh, ci vuoi raccontare un po' da dove è venuta fuori questa canzone? Ci vuoi dire? Il brano è venuto fuori sicuramente dalla voglia di andare avanti, perché poi è lo slogan, no? Parlare del successo è inteso, in questo caso parliamo della canzone d'amore venuta da una delusione, e tu hai la voglia di andare avanti e prendere no? Che facciamo? Ci il fermiamo? tuo sogno nel cassetto e portarlo avanti. Non è che puoi dire fermate il mondo che devo scendere. No, infatti è uno slogan, è un invito a rialzarsi e non arrendersi mai. Assolutamente. Tu devi sapere che Giuseppe mi ha sempre voluto bene. Mi ricordo anni fa, ma dico veramente anni fa, lo trovai in Piazza Europa vicino al caffè con gli sportelli caffè Epoca con gli sportelli aperti della sua macchina e le mie canzoni. Stavo sentendo la sua canzone. Lui parla come se avesse chissà quale età. Ma poi detto così, tra l'altro, pare che io ero che sportella aperta e che faceva buttella. Ero lì. Detto così, sembra che tu hai tipo l'auto con l'impianto tuning tipo. Esatto, bellissima. La canzone di mio compare Enea. Mettici freno a mano prima e soprattutto mettiamoci 4 pezzi in dogofono che la macchina sposta e bassi sposta, Sono sempre Angelo, l'ex postino. Il secondo episodio dice quello di San Marino. Al parcheggio degli autobus c'eravamo solo noi da Catania e un altro pullman proveniente da Palermo. È scattato il derby in terra straniera, in Gamboneuso, capito? Con tanto di arbitro e assistenti con bandierine. Abbiamo giocato per circa 2 ore e mezza, cioè non 90 minuti, 2 ore e mezza. Abbiamo vinto per 10-3, una soddisfazione pazzesca. Immagino che anche quelli di Palermo staranno raccontando che hanno vinto loro per 10-3. Infatti, sicuramente. Per forza di cose, insomma. Si chiama Angelo Scaltriti, è un giornalista, ma è anche l'addetto stampa del Catania, giusto? È esattamente così, no? Sì. Ed è anche la voce ufficiale della diretta radiofonica delle partite. Senti, cosa significa per uno che ama il calcio come te, che ama il giornalismo sportivo e calcistico in particolare, ma non solo diventare giornalista sportivo, radiofonico, televisivo e per giunta della tua squadra del cuore? Cioè, com'è questa cosa? Ma io dico sempre che ho tanti privilegi. È come che andare il 3 di febbraio a Catania per me, capisci? Esattamente. Io provo Viviamo una sorta di emozione. Sogno, la stessa emozione, abbiamo avuto la stessa grande opportunità. È una cosa veramente grande. Torniamo domani alle 11, sempre in diretta su Radio Fantastica da Le Zagare con Alla Catalla. Ciao Gianfri. Ciao Giuseppe. Caruso, è finito il programma. Signor Castiglia.